Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio a 8, ben ritrovati dal circolo sportivo della Stella Azzurra per la gara tra Roma Calcio a 8 e Gruppo Progetim Immobiliare, valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A. Sta per iniziare in questo momento il match, fischia l'arbitro, primo possesso in favore della Roma Calcio a 8 che attaccherà in maglia biancorossa da sinistra a destra, viceversa il gruppo Progetim da destra a sinistra in maglia verde fosforescente. Primo controllo sbagliato da Cichella, recupera la Progetim a caccia di punti pesanti per la salvezza. La squadra ospite infatti è 15esima in classifica, penultima. Rimessa in gioco, battuta dalla squadra in maglia verde. Il rimpallo sfavorisce Seferi. Il pallone finisce in out nei pressi della linea di fondo. Controlla bene col sinistro Ciccolini per Capitan Cichella, che oggi ha lasciato la fascia a Seferi. Protegge bene il pallone Ottobrini. Si porta il pallone fuori. Rimessa in gioco Cichella, attaccato. Possesso comunque per la squadra di casa, con Seferi che favorisce il primo intervento con i piedi di Goletti, che rischia con il dribbling e rilancia in avanti. Ciccolini ha due avversari addosso, perde il pallone sull'attacco di due avversari. Il primo tiro e la parata di Goletti in calcio d'angolo. Tiro dalla bandierina numero 1 per la squadra ospite in questo match. Difende a piano organico eccetto Seferi. La Roma Calcio 8, calcio d'angolo battuto male, di facile interpretazione per la squadra in maglia biancorossa. Rimessa in gioco Progetim, battuta all'indietro. Piazza, allarga per Esposito sulla out di sinistra, verticale, intercetta Ciccolini e poi la chiusura di Chianese che mette palla in out deviata. Battuta subito per Ciccolini che allarga dalla parte opposta, tenta di servire ancora Chianese, palla imprendibile sul campo scivoloso, rimessa laterale in zona alta, verrà battuta da Esposito. C'è Marinelli lì vicino al punto di battuta, preferisce servire un altro compagno che è Cristian Marinelli. Spazza via la difesa, esce con i piedi Munteanu. Roma Calcio 8 in avanti ora sul secondo palo. Munteanu esce male, la porta è vuota. Cichella supera un portiere, il tiro deviato, calcio d'angolo. Primo tiro dalla bandierina anche per la squadra di casa, vicinissima al vantaggio con Cichella. Battuto corto il corner. Seferi 1 contro 1, palla in mezzo. Munteanu col ginocchio, in difficoltà la Progetim. Ciccolini non trova sbocchi. La palla arriva comoda tra i piedi di Goletti e serve Chianese. Attaccato, perde il pallone. Non c'è fallo secondo il direttore di gara. Esposito tenta direttamente la battuta in porta.
Riprende ora il match, rimessa laterale, Marinelli per l'altro Marinelli, libera la Roma Calcio 8, Seferi se ne va in mezzo a due, allarga benissimo dall'altra parte dove non controlla il numero 15 Ugolini. La rimessa laterale per Torri che scambia con Ottobrini, ancora fallo laterale. Ciccolini di testa, ricaccia via la minaccia, palla buona per Esposito adesso, se ne va sulla sinistra, contrastato da Chianese, forse il giocatore della Progetim, l'ultimo a toccare, così è, rimessa dal fondo per Goletti che con le mani prova a servire Ugolini, controllo difficile ma molto bello, se ne va in mezzo a due, subisce fallo, calcio di punizione. Si chiarisce con Torri che chiede scusa per l'intervento. La punizione adesso è per la Progetim. Ci sarà probabilmente un cross in area di rigore. 3 uomini per la Progetim, marcatura a uomo, corto per Ottobrini invece il calcio di punizione, poi direttamente la battuta in porta, palla altissima, ci ha provato Marinelli, senza problemi Goletti che fa ripartire immediatamente Cichella, intercetta Esposito, Ottobrini, palla al piede, è solo e può gestire la ripartenza per la squadra ospite. Marinelli, attaccato da Ciccolini, deve liberarsi in fretta del pallone e lo perde. Chianese, corto con le mani per Alcini. Fronte alta. Vuole il lancio in avanti per Ugolini che di testa serve il pallone in mezzo dove non ci sono maglie biancorosse. Facile il recupero per la Progetim Immobiliare che prova a riportarsi in avanti. Capitan Negro. Serve Ottobrini, lancio sbagliato, Seferi, 1 contro 1, la palla sempre sulle sinistra, 3 uomini su di lui, perde il pallone a beneficio di Marinelli. 1-2 con l'altro Marinelli. Libera bene la difesa della Roma Calcio a 8 che si rifugia in fallo laterale. Battuto lungo per Ottobrini. Buono il controllo e il dribbling su Ciccolini. Ancora una finta, può andare con il destro. Palla smorzata e facile per Goletti che con le mani fa ripartire subito l'azione di Chianese. Controllo errato. E allora Marinelli deve mettere in fallo laterale. Alcini. Lungo lancio in avanti. Torri controlla l'uscita di Munteanu che con le mani serve proprio il compagno. Marinelli prova con la destra in avanti, nulla da segnalare per Goletti, palla altissima. Chianese, Seferi, controllo difficilissimo. Esposito, spoglia il passaggio, sono occasioni per Seferi. Sul fondo, palla in mezzo, Munteanu con le mani la fa sua e fa ripartire immediatamente l'azione. Difende bene il pallone Marinelli, lo serve al compagno. Esposito, dribbling rischiosissimo. Esposito con le mani per Marinelli, no look. La palla arriva ancora sui piedi di Esposito. Marinelli col fisico Ciccolini favorisce Ugolini. Passaggio all'indietro che favorisce Goletti. Perde il pallone Cichella. C'è comunque Alcini per Chianese. Verticale sbagliata. Recupera con facilità la difesa del gruppo Progetim.
che ha iniziato sicuramente meglio il match, con un piglio più aggressivo, anche se l'occasione maggiore è stata per la Roma Calcio a 8. E con Cichella per poco non trova il vantaggio. Seferi, proprio per Cichella, 1 contro 1 con Esposito. Gli fa rimbalzare il pallone addosso e guadagna un'ottima rimessa laterale in zona alta, nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. Seferi chiama il pallone, preferisce servire Cichella invece Chianese. Cross in mezzo deviato, Marinelli, ottimo il controllo, tiro in porta diretto, la palla finisce alta di poco, occasione per il gruppo Progeteam, che per poco non trova il vantaggio, con un pallonetto da lontanissimo. Cichella, Chianese si sovrappone, viene servito, cross in mezzo sul secondo palo, palla che finisce alta sopra la traversa di Munteanu, che con le mani serve i compagni. Ciccolini ferma la ripartenza della squadra in maglia verde, con le mani Esposito. Marinelli in mezzo a 3. Chianese subisce fallo in attacco da parte di Marinelli, calcio di punizione in zona difensiva. Ha un po' di difficoltà a liberarsi del pallone. Guadagna comunque una rimessa in gioco la squadra di casa. Marinelli ha un po' di spazio, si porta la palla sul sinistro, lo prova, Goletti con i pugni si oppone. Cichella sul rimbalzo, guadagna una rimessa in gioco con le mani. Cichella ha il problema di girarsi, serve centrale Ciccolini, passaggio rischioso col sinistro. Ci prova Negro, la parata in 2 tempi da parte di Goletti. Recupera e riparte ora la Roma Calcio a 8 con Chianese. Centrale per Ciccolini, Cichella. Buono l'1-2 con Ciccolini, che perde il pallone. Non c'è fallo. Cichella dal limite dell'area, entra in area di rigore col sinistro, viene messo giù, non c'è calcio di rigore. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Contropiede dunque sprecato però dal gruppo Progeteam. Seferi, 1 contro 1. Se ne va in area di rigore, Esposito non lo ferma, la palla rimane pericolosamente davanti all'area. Col destro poi il tiro. Palla fuori. Rischia il gruppo Progeteam in questa occasione. Ottima la chance per Seferi, che ha messo in mezzo. Poi tiro fuori. Ugolini tenta il dribbling, viene fermato da Esposito. Ottobrini, attaccato irregolarmente da Cichella, sarà ancora calcio di punizione. Torri per Negro, che tenta di andarsene sulla destra, si porta direttamente il pallone fuori. Battuto subito da Oliva per Alcini. Lungo il lancio in avanti, difende il pallone Seferi dall'attacco di un avversario, ancora Seferi. E poi subisce il ancora calcio di punizione, proprio sotto la panchina della squadra ospite. Cichella alla battuta. Vediamo se tenterà il cross in area di rigore. Un solo uomo in barriera che è Torri, anzi Negro per Munteanu. Parte Cichella direttamente in porta, respinge Torri, ma il possesso è sempre per la Roma Calcio a 8. Cambio di lato, buono di Oliva, dove c'è Cichella, e si trova ancora sull'out di sinistra. 1-2 buono. Seferi se ne va sul fondo, ancora Seferi col sinistro in mezzo, deviato Munteanu, la fa sua, contropiede per la Progeteam. Dall'altra parte Marinelli sopra un avversario, sul sinistro al pallone, incredibile, l'altro Marinelli devia il pallone e favorisce l'intervento
di Goletti. Sale di intensità ora il match, Seferi si accentra, prova il sinistro, Munteanu devia in angolo, sarà ancora tiro dalla bandierina per la Roma Calcio 8. Morbido in mezzo, sul secondo palo, Seferi, anzi era Ugolini che cicca il pallone, Cichella alimenta l'azione, si accentra sulla tre quarti, si porta il pallone sul destro e lo allarga, dove c'è Ugolini, che tenta direttamente la battuta in porta, anzi un tiro cross sul secondo palo, due giocatori, ma la palla finisce abbondantemente alta sulla traversa di Munteanu. Torri, la palla si ferma sul terreno viscido, ne approfitta Ugolini che guadagna un calcio di punizione sull'attacco di Negro. Sempre il numero 15 sul punto di battuta. Munteanu sistema la barriera che sarà composta come nella punizione precedente soltanto da Capitan Negro. Parte Ugolini, direttamente in porta, teso, Ottobrini respinge, c'è un intervento in gioco pericoloso da parte di Ciccolini, battuto veloce ma dovrà ripetersi poiché il pallone non era nella giusta posizione. Esposito, centrale per Ottobrini, lungo per il taglio di Marinelli, dopo il rimbalzo Goletti è attento. Lungo il pallone in avanti ora per Seferi che lo difende benissimo, col sinistro lo controlla, se ne va a Torri, tenta il tiro in porta, Munteanu in bagger, respinge, Cichella all'indietro per il tiro di Ugolini, palla ancora al lato, spinge però adesso la Roma Calcio 8 che vuole il gol del vantaggio. Esposito tenta il filtrante lungo in avanti, Alcini mette il pallone in fallo laterale, corto subito battuto per Ottobrini, ancora Esposito, l'anticipo secco di Ciccolini, attaccato Seferi da dietro, calcio di punizione sulla linea mediana del campo. Si incaricherà della battuta il numero 4, corto per Cichella che difende il pallone dall'attacco di Ottobrini, se ne va molto bene il numero 8, sempre Cichella col destro, in due tempi pericolosamente Munteanu. Torri, Seferi difende ancora bene il pallone dall'attacco di Torri, ancora Seferi, palla al lato, forse deviata, sì, calcio d'angolo. Munteanu è dovuto uscire in presa bassa con i piedi. Andrà Seferi dalla bandierina. Soltanto due uomini in area per la Roma Calcio a 8. Lascia il compito a Cichella Seferi che scambia con il numero 8. In mezzo non controlla Ugolini. Palla in out. Quando siamo giunti al 19° minuto di gioco, mancano 6 alla fine del primo tempo. Negro all'indietro per Munteanu che va lungo con i piedi dove non ci sono maglie verdi. Comodo l'intervento di Goletti che con le mani serve Cichella sull'out, ancora un lancio lungo. Esposito attaccato in mezzo a 3, riesce a servire Marinelli, non c'è fallo secondo il direttore di gara, si lamentano i ragazzi in maglia verde. Ciccolini ora per la Roma Calcio 8, palla in mezzo, ben gestita dalla difesa di casa, la difesa ospite anzi. Rimessa in gioco corta
dove c'è Alcini. Ancora Esposito all'indietro per Munteanu. Il campo viscido rende difficili anche questi passaggi. Se la cava bene il numero 1 della Proge Team. Negro, stop di petto difficoltoso. Interviene Ciccolini che subisce anche fallo. Sarà calcio di punizione. Palla posizionata esattamente sulla linea mediana del campo. Andrà Ciccolini. In porta. Palla alta di 1 metro abbondante sulla traversa di Munteanu. Torri a testa alta. Palla lunga. C'è Marinelli che commette fallo in attacco ai danni di Alcini. Battuto subito questo calcio di punizione. Palla larga sulla destra dove c'è Oliva, rimpallato in fallo laterale. Ancora Oliva, si alza un campanile. Chianese carica il destro, lo prova, completamente sballato, un assist per Oliva dal limite dell'area. Ancora Chianese che svirgola e poi col destro c'è il gol al termine di una serie infinita di rimpalli. La Roma calcio a 8 si porta in vantaggio al 22esimo minuto del primo tempo. Oliva ha realizzato il gol del vantaggio per la squadra biancorossa. Marinelli va direttamente in porta. Battuta a sorpresa della Proge Team Immobiliare. Cichella, serie di finte, scarico all'indietro per Chianese. Pacchiarotti attaccato irregolarmente alle spalle da Esposito. Punizione battuta però con palla in movimento. Cichella. Andrà lui col destro. Palla tesa, non viene toccata probabilmente da nessuno, anzi sì, calcio d'angolo. L'arbitro ha ravvisato un tocco di Piazza che si scaglia contro il direttore di gara. La punizione viene battuta. Arriverà la sanzione disciplinare. Ammonito Ottobrini. Proteste eccessive, quelle del giocatore del gruppo Proge Team. Rimessa in gioco per la Roma calcio a 8 che si mantiene in zona alta. Batterà con le mani Oliva. Si fa vedere corto Alcini, ma sarà probabilmente una rimessa lunga in area. Così è. Pacchiarotti di testa, stacca Piazza. Marinelli attaccato da Chianesi irregolarmente. Fallo. Proteste ancora della panchina del gruppo Proge Team. L'arbitro va a redarguire i componenti. Marinelli sul punto di battuta, va col sinistro basso, insidioso. Palla alla destra di Goletti, che era comunque sulla traiettoria. Rilancio lungo in avanti, colpo di testa di Oliva, finisce in fallo laterale però il pallone. Andrà Torri con le mani. È scoccato il 25esimo minuto.
Marinelli controlla in aria, se ne va sul fondo, se la trascina fuori il numero 11. Cichella, attaccato da Marinelli, scarica all'indietro dove c'è Chianese, si rilancia subito lungo, Pacchiarotti subisce fallo. Punizione per la Roma, calcio a 8, Cichella la batte veloce, dove c'è Oliva, ancora Cichella che va direttamente al tiro con i pugni Munteanu in calcio d'angolo per quella che sarà una delle ultime chance di questa prima frazione. Chianese sul secondo palo, stacca Oliva, palla ampiamente al lato. Finisce qui il primo tempo, Roma calcio a 8 in vantaggio per 1-0 grazie alle gol di Oliva. Riprende ora la sfida con il primo possesso in questo inizio di ripresa in favore del gruppo Progetim Immobiliare. Marinelli tenta subito lo scambio con il capitano Negro, si alza un campanile, proprio Negro va a colpire di testa ma favorisce l'intervento della difesa di casa. Cichella ha attaccato, c'è la regola del vantaggio, dunque il possesso è per la Roma calcio a 8. Ciccolini può impostare, testa alta, allarga da quest'altra parte dove c'è Alcini che lo serve, ancora un cambio di lato, se ne va molto bene Oliva, esce dai ranghi Piazza e mette il pallone in fallo laterale. Ciccolini, sempre Oliva, chiede lo scambio ma non lo ottiene con Cichella. Marinelli, passaggio lunghissimo dove non può arrivare Esposito. Cichella, Ciccolini, passaggio rischioso al centro, Goletti con i piedi tenta subito il rilancio, palla che schizza sul terreno viscido ed è facile preda di Munteanu. Piazza per Esposito, capisce tutto Oliva, ora il problema di scaricare il pallone lo fa adesso per Goletti, rinvio lungo con i piedi alla ricerca di Pacchiarotti che controlla bene il pallone, lo difende dall'attacco di due avversari. Torri da dietro lo stende, calcio di punizione dalla tre quarti campo. Cichella prende la rincorsa, va direttamente col destro, forse è Pacchiarotti ad aver deviato il pallone, no, è calcio d'angolo, il tocco probabilmente è stato di un difensore, anzi sicuramente è così. Ancora Cichella a battere, tesa in mezzo, Torri mette fuori e libera l'area di rigore. Con calma Oliva, che finora sta decidendo il match con il suo gol al 22esimo del primo tempo. Fallo e calcio di punizione per il gruppo Progetim in zona difensiva. Esposito lo batte corto, dove c'è Torri che riceve e va in avanti. Negro tenta di andarsene sul fondo, regolare l'intervento ai suoi danni, indelicato. Subisce fallo ma c'è la regola del vantaggio. Pacchiarotti difende e si gira. Corto per Cichella, trattenuto irregolarmente da Torri. Calcio di punizione dal limite dell'area di rigore e ammonizione per il numero 32 degli ospiti.
Sul punto di battuta ci sono Cichella, Ciccolini e Ugolini. Si allontana Cichella, rimangono in 2. 3 uomini in barriera scelti da Munteanu. Si attende soltanto il via libera del direttore di gara. Ciccolini, va lui col destro, rimpallato dall'intervento di Esposito, poi Oliva svirgola e mette il pallone in fallo laterale. Occasione gettata al vento da parte della Roma Calcio a 8. Torri, ammonito insieme a Ottobrini. Marinelli per Piras, contrastato, favorisce comunque l'intervento di Esposito che va in porta. Goletti con i pugni, mette in calcio d'angolo. Primo tiro dalla bandierina in questo secondo tempo per il gruppo Progeteam. Grande mucchio in aria, palla morbida sul secondo palo. Esposito, forse c'è un intervento di mano da parte di Ugolini, non è così secondo il direttore di gara, decisione dubbia. Esposito era andato al volo molto bene, ora il colpo di testa sul secondo palo di Negro, rischia la Roma Calcio a 8, episodio da rivedere. Sul tiro di Esposito Ugolini si è opposto forse con il braccio. Cichella comunque, indelicato, buono lo scambio, Cichella dal fondo mette in mezzo, Munteanu in presa bassa la fa sua, contropiede Progeteam. Esposito, Marinelli, si porta la palla sul sinistro, attaccato da Ugolini. Irregolarmente calcio di punizione, sorta di corner corto per il gruppo Progeteam che sta spingendo in questo inizio di ripresa. Sul pallone Manuel Marinelli, prende la rincorsa, va col destro, in porta, palla che fischia sul secondo palo, fuori però. Goletti, rilancio lunghissimo e preciso, la spizzata di Indelicato, non arriva a Pacchiarotti che si sarebbe trovato solo davanti a Munteanu. Rimessa in gioco, ha sbagliato il controllo Piras. Oliva, Ciccolini, passaggio deviato, può involarsi Esposito. Marinelli, buono il controllo, se ne va in mezzo a 2, ancora Marinelli, per Manuel Marinelli, cross in mezzo teso, controlla molto bene il pallone la difesa con Ugolini, piazza, intercetta e serve Negro. Marinelli, si porta la palla sul sinistro, lo prova Sbilenko, palla larga di un paio di metri alla destra di Goletti. Cichella all'indietro per Goletti che va corto con i piedi, rischia un po' la Roma Calcio a 8 in questo frangente. Pacchiarotti commette fallo in attacco. Esposito, cambio di lato preciso per Torri che controlla bene, tenta di andarsene sulla destra, fermato da Oliva. Esposito, pallonetto lungo in avanti, palla che arriva ancora a Negro, poi Torri, pulisce l'area Oliva. Pacchiarotti, atterrato da dietro da parte di Piazza, ha ammonito il numero 8 del gruppo Progeteam, il terzo del match.
Terzo giallo del match dunque per il gruppo Project Team. Cichella sul punto di battuta, va direttamente in porta, respinge Torri, sul pallone si avventa Piras che lo protegge, deve liberarsene ora, attaccato da due avversari. Pacchiarotti glielo toglie, poi Negro, ruvido ma regolare il suo intervento, dunque Marinelli, contropiede per il gruppo Project Team. Marinelli ancora per Torri che sul fondo mette in mezzo sul secondo palo, la respinta della difesa del Roma Calcio a 8. Poi Ugolini fa rimpallare la sfera addosso a Marinelli. Oliva con le mani alla ricerca di Pacchiarotti che spizza il pallone, interviene Esposito, non ci sono compagni in avanti. Goletti a vita facile, prova a far scorrere i secondi il portiere della Roma Calcio a 8. Lunghissimo il rinvio, controllo strepitoso di Indelicato che subisce fallo, anzi lo commette. Calcio di punizione, subito battuto. Piras, cambio di lato dove c'è Marinelli col sinistro, palla ampiamente al lato. Ugolini a testa alta, morbido il pallone per Pacchiarotti, sponda per Cichella che allarga su Ugolini, due avversari su di lui, anzi è Oliva all'indietro, ora per Ugolini, prova direttamente la battuta, lungo rilancio in avanti. Marinelli gestisce male questo pallone nella difesa della Roma Calcio a 8, dal limite dell'area Marinelli si gira, alla palla sul destro, poi sul sinistro, ancora Marinelli, pallone smorzato, comodo per Goletti. Ugolini predica calma Goletti, sta rischiando la Roma Calcio a 8 in questa ripresa. Ciccolini, pallone per nessuno. Munteanu, spizzata di Marinelli, Oliva, Ugolini, ancora Oliva, disimpegno rischioso, ma gran giocata di Oliva. Serve Cichella al cerchio di centrocampo, sempre Cichella, supera Negro, fa col destro deviato, palla che finisce in rete. 2-0 per la Roma Calcio a 8 che raddoppia con Cichella. Dunque per la Roma Calcio a 8. Sfortunata la deviazione sotto porta di un difensore del gruppo Project Team che inganna Munteanu imparabilmente. Ora la Roma Calcio a 8 all'inerzia dalla sua parte, Piazza interviene Indelicato, poi va col destro in due tempi. Munteanu la tiene lì, in avanti Marinelli, si gira bene, cerca un compagno, può intervenire Goletti con i piedi e far scorrere i secondi. Attende l'attacco di Marinelli. Lorusso, il neo entrato per la Roma Calcio a 8, serve subito Cichella. C'è un po' di spazio per Oliva da quest'altra parte, lo serve Cichella. Indelicato, si gira bene, attaccato da Piazza, in mezzo a due, Indelicato dall'altra parte. Ancora Lorusso, lascia sfilare il pallone per Cichella, attaccato, ancora Cichella. Tocco per Pacchiarotti, se ne va sulla destra, Pacchiarotti, tiro deviato, alla che stazione in aria, si addormenta
Negro. E allora ancora Roma calcio a 8. Oliva. Scarica per lo russo. All'indietro. Preferisce mantenere il possesso del pallone la squadra di casa. Il neo entrato Paoli però sbaglia tutto. Mette palla in fallo laterale. Marinelli. Di fronte a sé due avversari. Guadagna una rimessa in gioco. Ancora il gruppo Project Team. Marinelli al limite c'è Torri, capisce tutto Cichella e fa su il pallone. Disimpegno buono, palla che sembra in campo, esce in questo momento. Esposito con le mani in mezzo al campo, c'è Marinelli, al russo davanti a sé, scarica sull'out di sinistra. Paoli col tacco, di impegno rischioso, lo russo, calma olimpica per il numero 6. Ugolini, Oliva, Cichella. Un po' di problemi in disimpegno per la Roma calcio a 8, che esce bene da questa situazione con Cichella. Splendido cambio di lato dove c'è Paoli che ha un po' di spazio per spingere. A destra, Pacchiarotti. Tenta di rientrare sul sinistro, ci riesce. Lo russo. Torri, buono l'intervento, regolare. Ancora Torri che tenta la battuta a rete in due tempi. Non ha problemi Coletti. Cichella, attaccato sempre dal numero 32. Teso il filtrante per Oliva, colpo di testa di Piras. Paoli, buono in avanti, in aria, Pacchiarotti si gira, subentra indelicato, non c'è spazio per il tiro, Cichella, indelicato, è costretto a perdere il pallone, buona chance, 2 contro 2, Marinelli, attaccato da Ugolini, che non gli concede spazio. Buona la giocata difensiva di Ugolini, che ha sventato un ottimo contropiede per la Project Team. Pacchiarotti, Cichella ha un po' di spazio per il tiro, lo prova e c'è il gol del 3-0, chiude la partita Cichella. Prende il largo dunque la Roma calcio a 8 e dopo un inizio di secondo tempo con poca concentrazione chiude la partita con la doppietta di Cichella. Ottobrini, Piras tenta lo scambio con Ottobrini, c'è solo fallo laterale. Sorta di corner con le mani. Torri lungo in aria, spazza via Ugolini, palla ancora in campo, indelicato, fa rimpallare la sfera addosso ad un avversario. Coletti sulla destra per Paoli, rilancio impreciso per Seferi che è rientrato in campo. Time out. Riprende ora la gara, rimessa in gioco per il gruppo Project Team che ha potuto usufruire di un time out. Ottobrini ha tentato il cambio di lato alla ricerca di Marinelli, sbagliato però, sarà ancora rimessa laterale, subito battuta Alcini. Ottimo disimpegno con dribbling su Piras, ancora Alcini per Goletti, lungo con i piedi, non ha pressioni Esposito, ma serve Alcini, indelicato, tiro deviato, sarà ancora calcio d'angolo per la Roma calcio a 8 che ora può gestire il comodo e largo vantaggio. Battuto corto,
deviazione di Negro. Ancora tiro dalla bandierina, battuto sempre le vicinanze, palla che sfila in mezzo, deviata. Piras ha un po' di spazio in avanti per spingere, chiuso da due avversari che sono lo Russo e Ugolini. Ugolini con me subisce anche fallo. Ottima la giocata difensiva del numero 15 della Roma Calcio a 8, che ha guadagnato un'importantissima punizione difensiva. Marinelli recupera per il gruppo Project Team. Torri, dall'altra parte anticipo secco di Paoli che sventa un pericolo enorme per la Roma Calcio a 8. Ottobrini, Torri, tiro diretto in porta, palla ampiamente larga. Lo Russo, Oliva, passaggio intercettato da Torri. Tentano il palleggio i ragazzi della Roma Calcio a 8, grandissima azione. Oliva può andare sul fondo, cross in mezzo, non riesce a mantenere la sfera in campo. Ottima trama offensiva comunque per la squadra in maglia biancorossa. Negro tenta di andarsene sulla corsia di sinistra, fermato e rimessa in gioco che batterà proprio il capitano della Project Team. Marinelli si gira, ferma tutto, indelicato. Ottobrini mette ordine, bel numero. Ottobrini col sinistro, comoda la parata di Goletti che rilancia per Seferi direttamente tra le braccia dell'altro portiere Munteanu. Esposito, intercettato il filtrante, rimessa subito battuta. Ottobrini con un po' di sufficienza, contropiede Seferi, 1 contro 1 con Esposito. Seferi in area di rigore, va giù, calcio di rigore per la Roma Calcio a 8. Scorretta la trattenuta di Esposito ai danni di Seferi. Seferi contro Munteanu. Parte Seferi, col sinistro spiazzato Munteanu, il gol del 4-0 per il numero 7 che trova anche il suo 7° gol stagionale. Risultato forse pesante ora per il gruppo Project Team, sotto di 4 gol quando manca 1 minuto alla fine del match. Piraz, Ottobrini, allarga per Torri, cross teso in mezzo, intercettato. Oliva perde il controllo, favorisce ancora la Project Team che tenta l'ultimo disperato attacco. Il sinistro di Marinelli controllato senza alcun problema da Goletti. Oliva si accentra, scarica dall'altra parte dove c'è Paoli, corto per Cichella, se ne va sul fondo, mette in mezzo per indelicato. Non si capiscono i ragazzi in maglia rossa. Seferi carica il sinistro e c'è il gol del 5-0 per la Roma Calcio a 8. Due minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Il tentativo di Ottobrini da lunghissima distanza. Gara ampiamente chiusa in favore della Roma Calcio a 8.
Oliva, 1 contro 1 con Torri. Oliva tenta il destro a giro, pretenzioso dalla lunghissima distanza. Palla altissima. Esposito. 1 minuto e mezzo alla fine di questa gara. Lo Russo, attaccato da dietro, calcio di punizione nel cerchio di centrocampo. Ugolini andrà lui alla battuta, un solo uomo in barriera, parte col destro, insidiosa ma grandissima la parata di Munteanu, con il pallone che batte poco prima di arrivare in porta. Indelicato col tacco, Alcini viene attaccato, ancora indelicato, grandissima protezione del pallone, calcio di punizione. Lo Russo, morbido il pallone, deviato, Alcini chiede, non ottiene però lo scambio con Oliva. Palla buona per Ottobrini. 5 secondi alla fine. Esposito non controlla il pallone, fischia l'arbitro, vince la Roma Calcio a 8, che con questo 5-0 mantiene intatte le speranze playoff. Tutto da rifare invece per il gruppo Project Team volenteroso, ma che rimane ancorato al 15° posto in classifica.